Buongiorno a tutti, benvenuti a questo ennesimo appuntamento della settimana con le nostre web conference. Non so se c'è qualcuno di voi che ci sta seguendo da lunedì, ve l'avevo promesso che vi avrei tenuto compagnia per tutta la settimana e come si suol dire, thanks God it's Friday, oggi finalmente è venerdì, quindi concludiamo questa settimana di web conference, settimana di riaperture, settimane che sono sempre più piene tra impegni di lavoro, logicamente impegni familiari, però noi ci siamo sempre qua con questi appuntamenti di formazione in cui cerchiamo un'ora al giorno, che poi diventa sempre qualcosina di più, di essere vicini a voi, anzi di arrivare un pochino in ogni angolo remoto d'Italia con una formazione che spero possa essere anche da voi valutata di qualità, che è un po' quello che cerchiamo o che quantomeno mettiamo impegno nel cercare di fare. Quindi è stata una settimana effettivamente di tanti impegni, abbiamo visto numerose tematiche e oggi abbiamo deciso di chiuderla con un appuntamento che, se non erro, ha caratterizzato gli ultimi venerdì delle ultime settimane, o sbaglio Stefano? Ci siamo visti anche nelle ultime settimane con questi appuntamenti. Appunto con Confermo Stefano che sì. Corva, che a breve vi presenterò, dicevo, ci siamo già visti perché avevamo trattato nei precedenti appuntamenti il tema del tetto ventilato. Era emersa fondamentalmente la questione di andare in quegli appuntamenti, soprattutto da parte vostra, nel senso che c'erano state delle domande, delle richieste che mi arrivano in chat, poi vi spiego come funziona anche quella parte, per andare ad analizzare anche l'aspetto delle soluzioni per i tetti piani, per le coperture piane, quindi nella fattispecie riguardo il tetto verde. Questa è una tematica, badate bene, molto molto importante perché tocca degli aspetti che hanno a che fare con il mondo dell'arredo urbano, toccano degli aspetti che hanno a che fare con il mondo dell'efficienza energetica, ma non solo. A mio avviso ce ne siamo resi conto anche in questi giorni, toccano degli aspetti che hanno a che fare con la rinaturalizzazione dello spazio urbano. Io per esempio vivo in una città, vi sto trasmettendo da Milano e devo dire che in questi giorni avere un cortile, avere uno spazio verde che poi possa essere anche, magari pensare in un futuro anche un tetto verde, sicuramente è stato molto importante per riavvicinarci alla natura, riprendere un pochino possesso di spazi che possono anche essere quelli che ci circondano, anche quelli del condominio o degli spazi in cui viviamo. Peraltro è una tematica che diciamo di solito nelle città c'è molto cara d'estate, quella del tetto verde, quando pensiamo a quel fenomeno dell'isola di calore che una soluzione come questa andrebbe a mitigare sicuramente in maniera consistente, in maniera importante. Io prima di presentarvi il nostro relatore, di lasciare a lui le prime battute, vi spiego un attimino come, soprattutto per i nuovi, perché mi rendo conto che ogni settimana qualcuno di nuovo si aggiunge, anche se vedo dai vostri buongiorno, ormai ho cominciato, come quando vado ai convegni, a riconoscere le persone a colpo d'occhio, adesso ho cominciato a riconoscerle per nome e cognome quando vedo che ci danno il buongiorno in chat, quindi anche se non ci siamo mai visti, però alcuni di voi ci tengono compagnia veramente tutti i giorni della settimana o comunque gran parte sono proprio affezionate a questo nostro modello di formazione. Comunque per i nuovi la possibilità che avete in questa ora, in questo webinar, è quella di intervenire, quindi di poter fare delle domande. Se avete dei dubbi, avete delle questioni che volete approfondire, potete farlo, potete richiederle in formato scritto utilizzando quel pannellino che vedete sulla destra, il pannello di GoToWebinar, che è il software che utilizziamo per la diretta, vi dà appunto l'opportunità nel campo chat domande di poter interagire nella fattispecie con me. Quindi sarò io a raccogliere le vostre domande, catalogarle, eventualmente capire se persone hanno fatto domande dello stesso genere e interrompere il nostro Stefano Corva, da qui in poi Stefano, per fare le vostre domande. Quindi cercheremo quanto più possibile di dare risposte in diretta, non solo alla fine di questo webinar, ma proprio interrompendo il nostro relatore, quindi mandandovi a casa questo pomeriggio e augurandovi un buon weekend.
con la risposta a tutte le vostre domande, quindi senza particolari dubbi su questa tecnologia. L'ora in cui più o meno i professionisti che attendevamo sono entrati in questa nostra stanza virtuale è arrivata, quindi io lascerei la parola direttamente a Stefano, che come vedete è responsabile tecnico di Tegola Canadese, e chiederei a lui se un po' queste mie sensazioni di importanza di questo tema legato al tetto verde, alla rinaturalizzazione dello spazio, quindi adesso con lui affronteremo ovviamente anche efficienza energetica, arredo urbano, eccetera, ma sono in qualche modo giustificate. Quindi prego Stefano, lascio a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Stefano Corva, lavoro per Tegola Canadese e per venire proprio alla domanda specifica, l'argomentazione di Marco sicuramente sì, il discorso è proprio questo come base. Siamo qui proprio per affrontare e vedere quali sono delle soluzioni a queste problematiche. Però andiamo per ordine senza adesso perderci in alcune cose. Mi presento l'azienda per cui opero. Tegola Canadese si occupa di tetti dal 1971 con esperienze maturate in Italia e in tutto il mondo. Il nostro focus nel corso del tempo si è spostato dalla sola impermeabilizzazione finale delle coperture con le tegole canadesi a veri e propri sistemi per le coperture sempre. E oggi, con i sistemi a giardino pensile, Tegola Canadese compie un ulteriore passo in avanti verso il completo benessere abitativo. Parliamo di una proposta per i tetti piani. Lo fa portando il suo know-how sulle coperture, l'impermeabilizzazione, il drenaggio e l'isolamento termico. Il verde pensile è questa la nostra proposta, la chiamiamo Vivo Roof ed è una proposta che aumenta il comfort abitativo e la qualità della vita, apporta benefici ecologici e funzionali sia ai singoli edifici che alle aree metropolitane, si adatta alle varie esigenze e in tutti i contesti urbani e rurali, in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto urbano, per quanto interessa questa cosa. Una copertura verde pensile permette di ampliare lo spazio di vivibilità. Questo è un tema molto importante perché quest'area viva che noi possiamo adibire a molteplici funzioni, possiamo permetterci in questo senso di creare uno spazio per la coltivazione anche di profumi, quindi pensiamo alla lavanda o pensiamo a delle primizie come potrebbero essere il rosmarino, la salvia, le erbe aromatiche, sono tutte cose che noi possiamo ritrovare, ricreare in questo spazio nel tetto che può essere ridato alle persone nel concetto proprio di vivibilità. E il concetto di restituire una copertura all'uomo e soprattutto di renderla verde è il passaggio importante perché andiamo a ridare, a ritrovare quello spazio che abbiamo tolto con la cementificazione. È comunque un'esperienza che nasce da lontano. Pensiamo che delle prime informazioni risalgono ancora alla Babilonia, ai giardini pensili di Babilonia, quindi addirittura 600 anni prima di Cristo, come scelta progettuale, scelta architettonica, trovare uno spazio per questo. Così lo vediamo con testimonianze in Italia, nell'antica tra gli Etruschi, oppure vediamo qui a destra quello che poteva essere il mausoleo di Augusto, okay? O quello che doveva essere qui a sinistra invece il castello Sant'Angelo, e così Palazzo Piccolomini Pienza, che è un'espressione elevata, importante dell'architettura rinascimentale toscana, fino ad arrivare a esperienze più vicine a noi nel secolo scorso, Gropius, Wright, Sant'Elia, Loos, ma soprattutto Le Corbusier. Vediamo, dico Le Corbusier perché come urbanista, come architetto urbanista, aveva una visione della città, una visione del rapporto con l'uomo a più scale. In questo senso
l'uso dell'edificio POT per non togliere spazio all'uomo come fruizione del verde, ma soprattutto nel tetto, che in alcuni casi diventa un'espressione del cemento armato e in altri invece, come questo, vediamo delle soluzioni pensate per il verde. Verde che poi nella sua mutazione trova veramente un'azione di modernità e di contemporaneità a diversi livelli di scala. Infatti vediamo per esempio questo esempio di progetto ancora, però diciamo così, per un ospedale, per un giardino terapeutico presso un ospedale qui a Milano. E proprio questo rapporto con l'urbano è per me molto importante oggi. Vivo Rufo può non solo cambiare l'aspetto estetico dei centri urbani, ma anche e soprattutto attivare un profilo di elevata sostenibilità per il nostro panorama urbanistico. L'obiettivo di Tegola Canadese con Vivo Rufo è consentire al progettista di immaginare sia grandi superfici sia spazi più contenuti, caratterizzandoli. Tegola Canadese porta con questo il suo know-how che è fondamentalmente legato alla copertura, all'impermeabilizzazione, all'isolamento termico, al drenaggio, cioè tutti elementi che hanno caratterizzato la propria storia e che confluiscono in questa tecnologia. Questa domanda provocatoria naturalmente non trova una risposta solo nel design, nell'architettura, in una scelta estetica, ma bensì in un aspetto prevalentemente funzionale, e l'ecosistema urbano in questo senso sta rivelando molti limiti, come accennava appunto Marco in una fase iniziale dell'intervento, dove le temperature continuano a crescere, sono al limite della sopportabilità e diventeranno torride, presumibilmente, secondo questo trend. Dobbiamo intervenire e lo possiamo fare tramite una gestione integrata del verde e delle acque piovane nella pianificazione urbana. Questo volgerà alla mitigazione del calore delle nostre aree, e questo sarà particolarmente evidente, proprio utilizzando il verde pensile, che porta con sé molti vantaggi, molti aspetti. Qui li vediamo descritti, ma analizziamoli uno per uno, tanto per renderci meglio conto di cosa stiamo parlando. La fruibilità di spazi è alla base di questo, la possibilità non soltanto di creare un giardino che avrà una sua valenza ambientale, ma bensì uno spazio che potrebbe essere uno spazio pubblico, uno spazio di ritrovo, un nuovo modo di percepire la città, come in ambito privato, naturalmente realizzazione di orti, oppure soluzioni, diciamo così, di condivisione comunque nell'ambito privato, ma potrebbe avere anche delle funzioni educative o altro in ambito museale o simili. Questo naturalmente poi si completa in una visione ambientale. Infatti sicuramente quando è caldo andiamo a cercare refrigerio nei prati e nei boschi. Aumentare la loro presenza nelle città significa mitigare le temperature grazie all'energia necessaria all'evaporazione. Qui vediamo proprio rappresentato questo percorso, questo passaggio dall'aspetto della condizione di rurale a quella urbana, e come crescono in questo senso le temperature e la sensazione di soffocamento che abbiamo in questi spazi, in questo ambito. Il ripristinare la condizione di verde in un ambito urbano è quella che ci permetterà proprio di ritrovare una maggior continuità tra i vari ambienti e quindi renderli meglio fruibili. Questo naturalmente è in un ambito ambientale. Passando su un livello di scala diverso, quindi dal discorso ambientale al discorso edificio, noi abbiamo comunque dei grossi vantaggi nell'edificio direttamente utilizzando questa tecnologia. Molti studi evidenziano questo. Qui vediamo appunto questa rappresentazione delle temperature tra solai non
non con verde pensile, il classico solaio piano, debitamente coibentato, da quello invece che ha anche una gestione verde. Le temperature sono, e qui vediamo la rappresentazione nelle ore nelle varie ore della giornata, e vediamo proprio come questa è decisamente inferiore rispetto alla condizione del solaio e alle temperature esterne. E infatti, diciamo così, siamo di fronte a temperature che normalmente non superano i 30-35 gradi, cosa assolutamente necessaria perché le piante diversamente morirebbero. C'è sicuramente un altro aspetto. Il solaio, il verde pensile si presenta non come un solaio liscio, quindi si comporta in modo totalmente diverso al rapporto con i rumori. Quindi parliamo di rumori aerei, parliamo di traffico cittadino. Okay. Tutti questi rumori vengono debitamente assorbiti proprio dalla forma rugosa dell'erba, degli arbusti, da questa condizione di abbattimento naturale, così anche i rumori impattitivi. Se noi infatti pensiamo a un tetto fruibile, quindi dove le persone camminano, naturalmente questo spesso viene totalmente assorbito dalla presenza del terreno, per esempio, e quindi tanti elementi che nella sezione, nel sistema così definito, riescono a dare anche questo aspetto. Mi soffermo un attimo sull'aspetto invece della regimentazione idrica. Sono condizioni che quelle che riguardano nubifragi, bombe d'acqua e allagamento sempre più frequenti, non ultima quella dell'autunno scorso, e sono condizioni, diciamo così, a cui ci dobbiamo abituare, ma dobbiamo reagire a questa, e l'uso del tetto verde dà degli strumenti in questo senso. Parliamo ovviamente di un uso diffuso di questa tecnologia, non è che con un tetto risolviamo questo, ma sicuramente questo non è un vantaggio chiaramente che riguarda appunto, come dici tu, una questione di tetto verde diffuso, non è un vantaggio puntuale come può essere quello di una mitigazione, di un miglior isolamento acustico, eccetera, che invece ne parliamo proprio specificatamente alla singola unità che utilizza quel tipo di tecnologia. Questo però è un aspetto molto importante di cui io inizialmente non avevo accennato, però in molte città effettivamente questo fenomeno lo stiamo ritrovando molto forte, dovuto proprio alla forte urbanizzazione e cementificazione che non tiene più conto degli aspetti naturali a cui effettivamente questo potrebbe portare un grosso vantaggio. Assolutamente, da questo punto di vista il riportare o ritrovare o sostituire di nuovo il cemento al terreno, diciamo così, fare il processo inverso, sicuramente darà grandi vantaggi. L'acqua infatti può essere accumulata, cosa vuol dire? Che quando c'è acqua, questa viene e inibisce il terreno, ma ci sono anche strumenti artificiali al suo interno che serviranno per alimentare il verde, dare acqua al verde, quindi dei contenimenti dell'acqua stessa, okay? Così come il processo interno della vegetazione stessa, la stessa presenza della vegetazione dà dei vantaggi importanti, poiché chiaramente restituisce sotto forma di evaporazione in modo più uniforme, non sotto l'azione del caldo che asciuga velocemente le pozzanghere, per esempio, e quindi crea dei meccanismi di scambio, diciamo così, atmosferico più lento, okay? Cosa necessaria per ritornare a una condizione non più di climi dove siamo di fronte a, come si accennava prima, forti temporali, nubifragi e cose, ma ritornare un po' alla condizione precedente che riguarda quasi più i nostri genitori che non noi direttamente, in sostanza. Detto questo, una cosa che comunque è comunque nel sistema è che tutto questo processo naturalmente
è basato sul fatto che l'acqua assorbita dal terreno poi venga rilasciata verso la città, e questo discorso viene regolamentato anche in questo aspetto, e quindi c'è un flusso orizzontale verso poi la città da parte di questo terreno, e anche questa può essere regimentata e controllata sempre tramite strumenti che vedremo poi nel dettaglio. Ma questa, diciamo così, per esempio, è una condizione che viene presa e resa, diciamo così, importante in alcune esperienze di alcune province, come appunto Bolzano, che definiscono questa velocità di 3 litri metro quadro secondo come condizione massima nell'applicazione o nella realizzazione di un tetto verde. E questo è un elemento che, diciamo così, deve essere comunque gestito, perché nel momento in cui io comunque realizzo, diciamo così, il mio tetto, non devo però trovarmi in una situazione di allagamento che comprometterebbe la funzionalità o comunque l'essenza che io vado a porre sulla mia copertura. Così un altro vantaggio importante sono le polveri sottili. L'inquinamento è un elemento che è facilmente riconoscibile come vantaggio nell'uso del tetto verde, nel senso che usando il tetto verde io riesco a assorbire, convertire tramite appunto l'azione clorofilliana il monossido e il biossido di carbonio, e tramite la naturale struttura vegetale trattenere le polveri tramite la loro peluria, e quindi questo dovrebbe innescare un'ottica di diffusione della tecnologia, di questa soluzione viva, diciamo così, perché chiamarla tecnologia a volte è una... sì, è quasi non troppo, cioè sembra quasi una contraddizione nel termine, dà appunto questo tipo di grande vantaggio. E come a grande vantaggio, sicuramente l'impermeabilizzazione che io vado a predisporre in un tetto verde. Quello che possiamo notare infatti è che l'uso di terreno, l'uso della vegetazione, magari l'uso anche integrato di un coibente che aiuta il sistema a ottenere, diciamo così, una certa, diciamo così, prestazione di contenimento dei consumi, sicuramente darà all'impermeabilizzazione una escursione termica molto inferiore. Vediamo appunto in questo grafico come col verde vediamo la superficie della la temperatura sulla superficie, e in azzurro la condizione appunto della temperatura dell'aria, contemporaneamente la temperatura della superficie. Questa condizione molto particolare darà ovviamente stiamo parlando delle temperature sull'esterno, e nel momento in cui parliamo di temperatura a livello dell'impermeabilizzazione stiamo parlando di una temperatura assimilabile a quella della temperatura del tetto, e questo darà grandi vantaggi per quanto riguarda la durabilità dei materiali. Quindi, Oltre al fatto che scusami, c'è una naturale protezione. in questo caso, considerando il fatto di avere un'impermeabilizzazione ovviamente correttamente posata, forse ancora più evidente dal fatto che ci vado a posare sopra uno strato di terreno, e quindi è evidente il fatto che devo fare un lavoro proprio a regola d'arte. Ma questo chiaramente preserva anche lo strato impermeabile da un potenziale danno meccanico dovuto al calpestio, anche solo per una manutenzione ordinaria di elementi del tetto, della copertura. Mi dà una minore aggressione anche da agenti atmosferici, quindi in qualche modo è in grado, come stai scrivendo tu, di aumentare quello che è il periodo con cui apportare una manutenzione ordinaria allo strato impermeabilizzante?
sì, diciamo così, a livello pratico riusciamo a dare veramente un tempo di durabilità importante all'impermeabilizzazione. In genere quando si parla di una guaina, per esempio una membrana bituminosa esposta al sole, okay, debitamente protetta o da una vernice o da una graniglia, comunque parliamo di 10-15 anni, non andiamo oltre come processo se non si eseguono manutenzioni. Qui stiamo parlando invece di durabilità totalmente diverse, in ragione appunto di una tecnologia che non subisce sbalzi atmosferici, quindi non ha in estate la superficie esterna di un tetto può raggiungere 70 gradi. Questo vuol dire che tra giorno e notte la superficie esterna di una copertura va dai 30, 25-30 gradi fino a 70, e questo in un ciclo giorno-notte. Questa è un evento che si verifica per 150-200 volte in una stagione, e questo ciclo è un ciclo estremamente importante per uno strato impermeabile. Questa soluzione dà la possibilità di nascondere sotto 20 cm, 30 cm tra terra e tecnologie varie questa impermeabilizzazione e di renderla, diciamo così, celata a questa escursione termica che diversamente deve essere manutenzionata in un modo molto più frequente. Detto ciò, tutto questo faccio riferimento ora alla normativa che diciamo così, governa oggi questa metodologia, tutto il verde pensile. Infatti questa è una norma molto importante, ben definita, che regolamenta progettazione, esecuzione, controllo, manutenzione di coperture verde. Nel caso specifico è importante definire che il non rispettare questa normativa, quindi non conoscerla, è un elemento fondamentale, perché naturalmente è un documento valido in giudizio, contiene indicazioni progettuali, sono presenti dettagli, sono presenti indicazioni specifiche sui materiali, e oltre a questo comunque bisogna anche conoscere le normative locali collegate, perché sono assolutamente aperte anche a questi, diciamo così, dettaglio. Altra cosa importante, è uno strumento molto importante perché responsabilizza tutti gli attori che partecipano a queste tipologie di sistema, okay? E oltre a questo si pone come obiettivo, questo sempre nella normativa, quello di ridurre i contenziosi collegati a queste tecnologie. Purtroppo ci sono le esperienze precedenti alla norma che che sono chiaramente hanno portato a una richiesta di una norma così dettagliata. VivoRoof è una copertura verde pensile che rispetta in tutte le sue parti questa norma, e diciamo così, e questo è per indicare quanto questa tecnologia è stata studiata e dettagliata in tutti i vari passaggi. Ritornando un attimo alla norma, che cosa analizza? Indica istruzioni per la progettazione, soluzioni tecniche, dettagli costruttivi e materiali. In particolar modo, dopo una condizione iniziale in cui analizza il contesto e gestisce il deflusso delle acque, la condizione macro a livello progettuale in cui fa comprendere quanto la norma ha ampio respiro e abbia obiettivi importanti a livello ambientale, comunque si sofferma molto sull'aspetto di ogni singolo elemento della nostra copertura, dalla parte portante, dall'elemento di tenuta alla protezione, all'azione delle radici, quindi stiamo parlando comunque della parte di impermeabilizzazione in questo senso, protezione meccanica a questo elemento, l'elemento drenante, l'accumulo idrico, la filtrazione, e poi fino ad arrivare, come abbiamo già visto in alcune parti, all'aspetto appunto del culturale, quindi lo stato culturale, quindi il terreno fondamentalmente, e la parte vegetativa.
e nel caso specifico poi si sofferma su molti aspetti, come per esempio il livello di manutenzione, quindi fa capire come questa norma dia spazio a responsabilizzare la scelta anche sull'aspetto della manutenzione, che comunque deve essere portata avanti, è un verde e quindi è come dice, un elemento vivo che deve essere gestito bene. Naturalmente tutto questo in ragione, come vedremo nella norma, tra vegetazione e per esempio anche l'aspetto relativo al substrato e quindi allo stato culturale. Quindi anche a scelte, diciamo così, relative al fatto di poter applicare un determinato spessore di terreno. Vediamo per esempio l'aspetto che comunque c'è un peso da sopportare dato la struttura fondamentalmente. E questo quindi implica cosa? Che progettare un verde è una responsabilità e volevo proprio evidenziare il fatto che ogni tetto ha la sua propria storia ed ogni committenza ha le proprie esigenze. Per questa ragione è necessario creare di volta in volta uno step by step che affronta determinati quesiti, diciamo, e dà ovviamente delle soluzioni in questo senso. Uno di questi, probabilmente il più importante per quanto riguarda un certo tipo di approccio, è la valutazione della pendenza. La pendenza per soluzioni a bassa pendenza, diciamo così, qui noi portiamo la nostra soluzione prevalentemente, cioè una soluzione che riguarda il verde pensile. In soluzione in pendenza media o alta, quindi fino diciamo così ai 45%, lì la situazione si modifica e deve essere analizzata veramente sul progetto, perché gli strati devono essere aggiustati secondo l'uso che viene fatto in sostanza, quindi ci richiede un livello di attenzione diverso, ma soprattutto tecnologie che devono essere ponderate. Però è qualcosa comunque che si può fare anche in caso di una pendenza elevata. Assolutamente sì, ci sono condizioni limite, diciamo così, si arriva anche alla parete verticale. La cosa che possiamo però dire in questo contesto è che non parliamo più di terreno, parliamo di alimentazione, per esempio, con l'irrigazione. Quindi quello che è il concetto di verde pensile è sostanzialmente un verde su copertura piana. Il resto è una scelta prevalentemente architettonica, direi, a cui troviamo una risposta, ma che secondo me esce un po' da questa chiave ambientale. È più una comunicazione di tipo diverso. Si può trovare una soluzione, però la soluzione è diversa in sostanza. Nel caso specifico, invece, per quanto riguarda l'iter progettuale, senza adesso perderci un attimo da questa logica, vorrei far ricordare quanto è importante la relazione tra il livello di manutenzione e la tipologia di essenza, ragione per cui andiamo a individuare o capire meglio che cosa vuol dire questo tipo di Scusami Stefano, prima di possiamo, perché è sì. arrivata una domanda relativamente forse alla tabella precedente, quella in cui facevi vedere, no, torna ancora prima, in cui hai fatto vedere questa, perfetto, l'altezza del substrato. Qua ci chiedono come chi stabilisce la profondità del terreno in relazione alle essenze vegetali. C'è qualche regola legata all'apparato radicale? Scusa, forse non ha insistito molto su questa tabella, ma è proprio questa la tabella da Sì, normativa che assolutamente. stabilisce. Allora, la normativa dà dei riferimenti minimi, ok? Per questa tipologia di scelta, quindi di vegetazione che qui abbiamo, quindi sedum, erbe perenni e via dicendo, andiamo a individuare un minimo di spessore che normalmente in questo senso sta sotto 10 centimetri, ok? Come minimo ovviamente, se c'è più terra va bene. Il limite è che magari questo implica un beneficio dal punto di vista della massa del sistema, ma deve trovare anche una corrispondenza poi strutturale. Quindi, diciamo così, la normativa dà delle indicazioni minime che devono essere comunque rispettate. Io posso comunque prevedere 15 centimetri anche se metto un sedum. Okay? A livello
sì, questa è la condizione di riferimento base. Parliamo di minimo, non dobbiamo eccedere perché naturalmente l'aspetto di approvvigionamento idrico può essere, diciamo così, magari rende troppo terreno in questo senso, rende meno accessibile l'aspetto della radice che è troppo corta rispetto alla posizione dell'accumulo idrico, quello artificiale fondamentalmente, quindi bisogna trovare anche lì una mediazione fondamentalmente. Giusto equilibrio. Allora, c'è un'altra domanda, non so se ho interpretato. Io ti leggo la domanda, poi ti do la mia interpretazione della domanda, ma non sono sicuro. Ci chiedono se in verticale le radici devono essere distanziate dalle pareti. Io credo si riferisca al fatto che, come qua stai dando uno spessore del substrato, se in caso di, immagino, alberi dalla grandezza 3 in su, ci si debba anche attenere a una certa distanza, perché logicamente le pareti, le radici hanno anche un movimento in orizzontale, quindi una stretta distanza dalle pareti verticali fondamentalmente. È un problema assolutamente vivaistico in questo senso, quindi adesso se questa è la domanda, diciamo così, bisogna valutarla in ragione alla tipologia di essenza che La uno va tipologia di a essenza. scegliere. Chiaramente in genere sono essenze che non hanno una radicazione verso il basso, in genere, ma di tipo più superficiale, e di conseguenza devono mantenere naturalmente una loro distanza dai bordi perimetrali per trovare la loro stabilità fondamentalmente, ma stiamo comunque parlando di, se parliamo di alberi e non di arbusti, stiamo parlando di strati di terreno di almeno 1 metro fondamentalmente, quindi condizioni, diciamo così, un po' particolari in questo senso. In genere non si parla più di edifici, ma si parla magari di garage interrati che diciamo così, mantengono la loro funzione in senso orizzontale anche per la questione di manutenzione collegata in questo senso, se la domanda appunto ha Certo. assunto quel taglio, insomma. Allora, faccio io una premessa che non ho fatto all'inizio. Tu dimmi però, Stefano, se sbaglio, se non è corretta, magari aggiungi tranquillamente. Allora, noi oggi ci occupiamo della tecnologia adatta a mettere in opera, a progettare e mettere in opera un tetto verde. Logicamente, nel momento in cui si vogliono fare delle valutazioni di essenze particolari o di una gestione del verde particolare, sta anche qua un pochino a sia diciamo sta nella qualità dell'azienda, nella qualità del lavoro che può fare, cercare una collaborazione piuttosto anche da parte vostra di un vivaista, quindi di una persona che abbia una conoscenza del verde e di particolari magari essenze che possono anche non essere di uso comune, quindi logicamente non ci occupiamo Noi, di tutta quella parte di verde, ma ci occupiamo della tecnologia che ci consente di. sì, ma hai anticipato un po' comunque l'impostazione di questa presentazione in cui naturalmente noi portiamo il nostro know-how sull'impermeabilizzazione, sulla coibentazione, sulla gestione dei flussi delle acque e conosciamo e sappiamo quanta conoscenza ci debba essere nell'aspetto florovivaistico, e questa è una parte, sono delle diciamo così, condivisioni che poi facciamo localmente anche per poter gestire la manutenzione e la copertura stessa, perché naturalmente sono scelte, diciamo così, che devono essere fatte localmente per dare manutenzione nel tempo a quella copertura, e quindi è bene appoggiarsi a vivaisti locali che continueranno a mantenere quella copertura nel tempo. Certo, Tornerei certo, appunto perfetto, ti lascio andare avanti. Sì, sì, ok. E parlavamo appunto di essenze, quindi la scelta appunto o la individuazione delle essenze è parte dell'iter progettuale, e quindi parliamo di sedum perenni e mix per quanto riguarda generalmente quello che si chiama tetto estensivo, cioè un tetto con basso livello di manutenzione. Diversamente, quando cominciamo a parlare già di tetto intensivo o intensivo leggero, in questo caso parliamo di prati che devono essere naturalmente manutenzionati con lo sfalcio, con la gestione appunto di una
devono essere bagnati con un certo tipo di frequenza, anche per far fronte a quelli che sono periodi di siccità prolungati, e ovviamente quando parliamo di intensivo reale o quello pesante appunto per alberi veri e propri, parliamo di un vero e proprio giardino con un certo tipo di manutenzione collegata. E questo è comunque collegato a quello che è la fruibilità del tetto, quindi tutti elementi che devono convergere e che fanno parte di un'idea che alla vegetazione in realtà parliamo di manutenzione, scelta della vegetazione, fruibilità, gli spessori, quindi esigenze tecniche, quindi è un equilibrio di eventi. Tutto questo, diciamo così, è quello che con Vivoroof cerchiamo di creare un substrato tecnologico studiato nelle sue parti per permettere al progettista la maggior libertà nelle scelte progettuali. In questo senso noi ci concentreremo prevalentemente su quello che non è naturalmente lo stato culturale e vegetativo, ma sappiamo che c'è, sappiamo che deve essere gestito secondo un iter e un certo tipo di responsabilità. Noi ci occuperemo prevalentemente della protezione meccanica, dell'impermeabilizzazione, ci occuperemo del drenaggio, ci occuperemo dell'accumulo idrico, dell'elemento filtrante collegato e naturalmente su tutto questo dell'impermeabilizzazione e dalla protezione dell'impermeabilizzazione dalle radici, ovviamente, in questo senso. Le soluzioni che andiamo a proporre sono queste tre, fondamentalmente. La prima, facilmente identificabile, usa appunto il poliurefine, il TPO, come elemento di impermeabilizzazione, quindi lo stato numero 7. E questo è chiaramente un tetto rovescio, dove nelle sue parti andiamo proprio a raggruppare alcune funzioni. L'1 e il 2 chiaramente sono il terreno e la vegetazione, mentre con i punti 3, 4 e 5 andiamo a definire che cosa? Il drenaggio, l'accumulo e la filtrazione e lo stato protettivo. Ed è questa la tecnologia che permette da un lato la giusta crescita delle piante che sono poste, diciamo così, sopra, bene, determinando uno strato di separazione tra terreno e tecnologia, ma comunque di penetrazione dell'acqua, quindi un drenaggio, okay, appunto, e però comunque una sua resistenza meccanica, una sua dimensione specifica da relazionare secondo norma a quello che è l'accumulo, che in questo caso è una membrana ad alta densità con elevata resistenza a compressione di spessore 20 mm, quindi diciamo così c'è quel famoso rapporto 1:3 che caratterizza il rapporto tra drenaggio, spessore di drenaggio e accumulo idrico, che caratterizza, diciamo così, il giusto mix per dare la reazione adeguata per, diciamo così, avere un sistema sano come crescita della vegetazione e sì, okay. Detto questo, l'accumulo idrico non è soltanto accumulo, nel nostro caso possiamo vedere chiaramente che ci sono delle piccole aperture nella parte alta che definiscono uno stato di troppo pieno, e questo determina che cosa? Un flusso verticale e quindi un drenaggio orizzontale del sistema che è di 2,5 litri metri secondo, e questo, diciamo così, se rispetta al 100% la norma e dà la possibilità di regolamentare il flusso. Così per quanto riguarda lo stato protettivo, specialmente se siamo in assenza di coibentazione. Nel nostro sistema in genere proponiamo almeno una coibentazione, partiamo normalmente dai 5 cm, però si sale anche di molto per ottenere prestazioni termiche importanti. Utilizziamo in queste soluzioni lo Styrodur 400 CS, non ha bisogno di presentazione, è sicuramente uno dei migliori polistireni estrusi, è ottenuto da materiali vergini e non da rigenerati, per questo ha uno standard qualitativo importante. E
questo elemento poi questo sistema si completa con l'impermeabilizzazione, una membrana sintetica di poliolifina, appunto TPO. Lo spessore che noi prevediamo in questo senso è normalmente di 1,8 mm, che ha un'ottima resistenza alla lacerazione ed ha in sé le maggiori caratteristiche che vengono richieste da questa condizione, cioè il fatto che sia impermeabile, il fatto che sia una barriera al vapore e di un'ottima resistenza alla penetrazione delle radici. Questo sistema, diciamo così, descrive una soluzione chiara per un tetto rovescio che trova un'alternativa per chi volesse una soluzione con strato bituminoso, che noi generalmente consigliamo in soluzioni più di piccola dimensione. Okay? Chiaramente il TPO viene gestito in rotoli di 2 metri e più, e quindi ha bisogno di un certo tipo di spazio per essere applicato in modo agevole. Quando parliamo invece di manti bituminosi riusciamo a ragionare con maggior facilità, con spazi più contenuti, e in questo senso lo stato 7.8, che è la parte che varia rispetto alla tecnologia precedente, quindi parliamo sempre di permeabilizzazione, è sicuramente deve avere caratteristiche come appunto l'essere barriera a vapore e e uno strato antigarnice. In questo caso lo otteniamo con 2 strati separati, quindi abbiamo una doppia impermeabilizzazione che agisce in questo senso. Una si chiama Safety Alu e l'altra Safety ARFLL, e quindi assolviamo queste caratteristiche. Qui troviamo un'altra membrana che utilizzeremo poi nella tecnologia successiva, quella con il poliuretano, che è appunto questa. Qui cambiamo la tecnologia, andiamo a utilizzare un'altra tipologia di coibente, un coibente che ha una prestazione migliore dal punto di vista della trasmittanza termica, e questo ci permette, a parità di isolamento, di ridurre almeno a 2/3 l'isolamento diversamente ottenuto con l'XPS. Questo discorso diventa importante quando parliamo per esempio di strutturazioni, ma ristrutturazioni dove è già presente una guaina o comunque una barriera sufficiente nel tetto, diciamo così, nella ristorazione, quindi possiamo ragionare in un modo diverso. Quindi ovviamente non stiamo più parlando di un tetto rovescio, stiamo parlando di un tetto che ha il suo isolamento e l'impermeabilizzazione nello stato superiore, quindi più simile a quella che è la rappresentazione data dentro la norma. Quindi l'importanza in questo senso del Tegotex come protezione all'impermeabilizzazione sottostante. Scusami, ti interrompo per una domanda che è arrivata adesso, ma faceva riferimento a quell'applicazione di tetto rovescio che hai fatto vedere precedentemente. Se puoi ritornare sulla stratigrafia, perché ci chiedono se l'impermeabilizzante antiradice è sotto l'isolamento termico, se le radici in qualche modo possono arrivare a bucare l'isolamento termico. Non è rilevante a livello di... Ovviamente sì, nel senso che la radice si muove con l'acqua, fondamentalmente. Quindi dove va l'acqua, le radici, o ci sono delle vie, diciamo così, prevalenti che si creano poi nel tetto, e quindi questo può succedere. A livello pratico non è così rilevante come riduzione della prestazione termica, quindi non è un problema dal punto di vista termico, ok, e non dà grandi, diciamo così, problematiche. Si parla sempre ovviamente del punto di contatto tra un coibente e l'altro, nel senso che non c'è nulla dentro il coibente che attiri la radice, ok? Sono le vie di penetrazione tra il coibente e coibente, fondamentalmente. In questo senso vengono ridotte notevolmente con le maschiature, ma sono infatti vedete che qui il coibente è maschiato,
okay? Quindi ha il suo incastro, però diciamo così comunque ci sono, e quindi sì, c'è questo rischio, non è rilevante, non porta grandi problematiche sostanzialmente, però le radici si muovono. Ti chiedo anche un'altra cosa. Allora, stanno arrivando delle domande riguardanti in generale questi pacchetti, ma te li faccio a conclusione di questa parte. La cosa magari che ti chiedo di accennare, che ci hanno chiesto, è la gestione dell'umidità nell'unità immobiliare sottostante al piano del terrazzo o del lastrico che stiamo andando a trattare con un sistema come questo. Quindi fondamentalmente la gestione proprio nel piano sottostante, ecco, se puoi dare qualche indicazione si cambia in base anche alla stratigrafia che stai facendo vedere. Allora, stiamo parlando di stratigrafie che sono studiate per gestire proprio questo aspetto. Okay? Lo strato 7-8, se prendiamo questo come riferimento, e quindi per quanto riguarda l'8 parliamo della SAFTI 3 mm, è una barriera del vapore perché il supporto che ha questa membrana non è un velo vetro o un poliestere, ma bensì è proprio una lamina di alluminio, e come tale dà la barriera assoluta, quindi come vediamo proprio scritto qui, mu 150.000, okay? Quindi un valore di resistenza al vapore importante. Quello che può esserci in questo senso è il vapore che io produco all'interno di un ambiente deve essere smaltito, okay? E quindi deve trovare una via per essere, diciamo così, di uscita che non è quella della copertura nel caso specifico. Quindi l'apertura non solo di finestre, l'uso di un VMC, quindi di una ventilazione forzata controllata e cose di questo genere. Però diciamo così di suo non deve in nessun modo passare il messaggio che il vapore, l'umidità o l'acqua in qualche modo possano penetrare questo strato, diciamo così. Qui c'è una barriera del vapore enorme Ecco, come questo prestazione. fa aprire un po' a un argomento che, come tante tecnologie che presentiamo in questi giorni e che stiamo presentando ormai da diverso tempo nei nostri convegni, nei nostri seminari, hanno quasi vissuto, stanno quasi vivendo una seconda primavera, diciamola così fondamentalmente, nel senso che vedo anche dalle domande che arrivano, magari molto spesso i professionisti hanno in mente tecnologie di più di qualche anno fa in cui hanno avuto particolari problematiche. Se non erro, il discrimine fondamentalmente è stata un po' la normativa nel mezzo che ha posto dei limiti e ha posto delle linee guida su cui andare ad operare, quindi garantire una qualità che magari più di qualche anno fa non c'era o era precaria, non lo so. Dimmi un po' la tua su questo. Beh, sicuramente la normativa è stata come molte le normative più recenti, sono delle indicazioni progettuali chiare, cosa difficilmente interpretabile in questo, cioè che danno le indicazioni chiare che sono obbligano a dare un minimo che forse per mancanza di esperienza, forse perché non c'è stata mai una responsabilità a livello centrale precedente, lasciavano lo spazio a molta improvvisazione. Okay. Oggi è tutto più delimitato e la conoscenza è alla base di un approccio, diciamo così, più cosciente che tutela un po' tutti, però, fondamentalmente. Quindi questa è una cosa per noi importante anche da comunicare, fondamentalmente. Beh, E succede questo però una non si questione rivela che, voglio dire, soltanto, Sì, scusami, non si scusami. rivela lo dico soltanto, non si rivela soltanto nella sezione come la stiamo trattando adesso, ma proprio la parte finale della presentazione sarà proprio volta, quindi se ci sono domande in merito, ma le lasciamole dopo, sull'aspetto dei dettagli, cosa che è altrettanto importante, cioè nel senso che da un lato molto spesso cerchiamo di banalizzare il tutto a una semplice sezione, quanto invece i problemi sulla copertura non nascono magari sul punto generico, ma su un punto dove c'è la presenza di un elemento che esce, una reazione,
un Velux, nel senso che ci possono essere appunto dei punti luce nei muri perimetrali, cioè ci sono condizioni diverse dove la discontinuità genera il problema in genere. Okay. Certo, allora ti lascio andare avanti con questa parte, poi domande di dettaglio io le sto raccogliendo, continuate a farle che poi gliele facciamo al nostro Stefano. Prego. Scusate. Ok, veniamo appunto al passaggio appunto dalla scelta di questa tecnologia, quindi l'uso del Poliso come una scelta per ridurre al minimo la sezione e garantire il massimo la prestazione termica, okay, con il limite appunto di dover diciamo così, gestire l'impermeabilizzazione sopra, e questo può dare comunque delle garanzie maggiori. Vediamo per esempio l'osservazione precedente per quanto riguarda il tetto rovescio, con il problema o l'esperienza delle radici a livello del coibente. In questo senso l'aspetto dei dettagli, accennavo prima, è un altro aspetto fondamentale per il nostro lavoro, in questo senso, e devono essere verificati. In parte sono relativi a altre normative, vediamo in questo caso per esempio come dovrà essere gestito il singolo strato impermeabile sui bordi, bene, oppure la zona relativa ai due strati, sia per quanto riguarda la tecnologia col poliuretano, sia per quanto riguarda la tecnologia con il tetto rovescio, sempre con le guaine, ma soltanto per dare delle indicazioni, così come devono essere gestiti in modo appropriato lo scarico delle acque tramite i vari messicani o altro, insomma, è soltanto un'indicazione. Altra cosa importante è nel caso appunto della presenza di coibente sul tetto e di impermeabilizzazione superiore, anche come deve essere gestito il coibente stesso in ragione dell'impermeabilizzazione, perché poi dovrà essere applicato l'impermeabilizzazione soprastante e dovrà essere garantito una stabilità dello strato. Tornando invece alla normativa, quella relativa alla 11235, relativa proprio al verde pensile, vediamo come deve essere gestito, o comunque devono essere previsti degli elementi di permeazione veloce dell'acqua in alcuni punti più critici, come per esempio le zone perimetrali, quindi l'uso di ghiaie, di corridoi, diciamo così, da completare con ghiaia per permettere un maggior deflusso delle acque in quelle aree, e così come devono essere gestite in modo idoneo l'impermeabilizzazione in tutti i vari passaggi, che siano quelli di raccordo con la muratura, sia quello di a completamento del muro stesso, così come devono essere gestiti con dei profili specifici la permeazione dell'acqua, ma contemporaneamente anche la tenuta del terreno all'interno del tetto verde. Stessa cosa ovviamente in maniera diversa per quanto riguarda una soluzione in cui il muro perimetrale non richieda un'impermeabilizzazione totale, ma deve essere soltanto gestito il raccordo, e mentre è esattamente identico per quanto riguarda la gestione della coibentazione, del drenaggio, in questo senso le pendenze devono essere gestite all'interno. Così vale anche per quanto riguarda l'integrazione o la presenza di scarichi che devono essere comunque presenti nel numero giusto, okay, per permettere e dimensione. La cosa che viene richiesta assolutamente alla norma è la loro ispezionabilità, che è il primo punto, diciamo così, che deve essere verificato per una manutenzione ordinaria. Così la stessa tecnologia può essere riutilizzata o comunque richieda un'attenzione in un percorso intermedio, che può diventare addirittura anche un vialetto o comunque un modo di pedonare la nostra copertura con questa soluzione, nel caso soprattutto di verde estensivo, quindi non pedonabile se non dagli attori che seguono la parte proprio manutentiva.
chiaramente se parliamo proprio unicamente di vialetti, possiamo parlare in questo caso anche quindi di l'uso di autobloccanti o di altre soluzioni in pietra, e così appunto la possibilità di avere pozzetti di scarico in posizione non perimetrale ma in posizione centrale, e come devono essere gestiti in questo contesto specifico. Gli accessori altrettanto sono importanti e sono tutti, diciamo così, da studiare in relazione al sistema principale. Questa è un'altra cosa molto importante che deve essere detta e comunicata, cioè che dobbiamo vedere il sistema come una relazione tra le parti e non soltanto come materiali. È importante questa relazione che permette che cosa? Permette alla fine di avere dei vantaggi complessivi. Okay? Li ripeto soltanto perché sono la base dell'utilizzo di questa tecnologia. È importante percepire che ci sarà una mitigazione del microclima urbano, un'alta definizione un'alta ritenzione dell'acqua, riducendo la tossicità di flusso delle acque meteoriche in caso di acquazzoni, la riduzione dei livelli di smog, okay? E di qua ne abbiamo già parlato, riduzione del rumore, isolamento termico naturale, garantendo un risparmio dei costi e di raffrescamento e di riscaldamento, l'aumento della vita media dell'impermeabilizzazione, questo perché la minore escursione e protezione, minore escursione termica degli elementi di impermeabilizzazione e protezione dai raggi UV, assorbimento dell'elettrosmog, non ne abbiamo parlato, ma naturalmente ci sono studi anche in questo senso, dove c'è un abbattimento quasi totale tramite l'uso del verde pensile in questo tipo di ambito, la possibilità di fruire gli spazi, e sicuramente anche una cosa importante da non sottovalutare in questo momento dove si parla molto spesso di verde pensile, anche l'incremento del valore dell'immobile che andiamo così a progettare. Quali sono i servizi di Tegola canadese? Come ci possiamo... Intanto una collaborazione, come sempre, ci ha caratterizzato con il progettista, la possibilità in questo caso di realizzare un preventivo sul progetto, anzi questo è il nostro... Qui nel senso che lavoriamo sul singolo progetto e non diamo un riferimento generico così tanto per dare un valore, un'assistenza alla progettazione, una fornitura di tutti i materiali, e in questo senso quindi anche dal punto di vista, se serve, della parte di gaista, e la fornitura e posa in opera di tutti i materiali in questione. Io più o meno sono rimasto dentro nei tempi, questo sono contento, così non ho trattenuto troppo le persone che ci hanno ascoltato, ringrazio tutti, e questi sono riferimenti miei e dei miei collaboratori, di collaboratori della Canadese che seguono l'area del nord, il centro e il sud, che possono essere contattati direttamente per una maggiore alcuni chiarimenti oppure delle offerte, richieste offerte, insomma. Io Allora, ringrazio aspetta che tutti, invece buona giornata. noi li tratteniamo i nostri professionisti, perché di domande, quando mi vedete così distratto, è perché ce n'è più di qualcuna e stavo un attimino guardando quelle a cui provare a rispondere. Sì, ce ne sono anche altre. Allora, intanto vedo quelle, intanto che risponde, vedo quelle che stanno arrivando adesso, quindi partiamo con quelle precedenti. Allora, una questione, Stefano, che è arrivata in più domande, fondamentalmente riguarda l'intervento sull'esistente. Non ho Allora, ci sentito? chiedono, Marco, riguardano scusa. l'intervento, mi senti? Sì, male, non ti sento. Ok, allora, no, forse scusami, ho la batteria scarica, è vero, mi aveva avvisato la cuffia già qualche tempo fa, ma mi ero distratto con le domande. Allora, ci chiedono come gestisco il carico sulla struttura esistente, quindi parlando di un intervento su una struttura esistente che non aveva già ovviamente in fase di progettazione previsto un tetto verde. Quindi come gestisco il carico? Questa è la prima domanda. Collegata ad un'altra che ci chiedono, che fa riferimento alla necessità o meno di una verifica del solaio esistente
e di una conseguente pratica e di che tipo presso il Genio civile? Questa è la prima domanda, poi te ne faccio una successiva che è legata comunque a questo argomento. Sì, allora, per quanto riguarda il carico, naturalmente parliamo di un carico variabile, nel senso che il terreno è diverso come peso da una condizione secca, asciutta, da una condizione a regime, da una condizione bagnata. Quindi diciamo così, in questo senso noi diamo diversi pesi che può avere il solaio nelle diverse condizioni, e poi sta al progettista utilizzare, secondo i rischi, diciamo così, che ci possono essere localmente di afflusso idrico, il passaggio tra un calcolo a regime con un peso rispetto a altri. Diciamo così, a livello pratico potremmo dire che la condizione minima di un tetto estensivo, okay, in genere diamo comunicazione di condizioni del peso del terreno attorno ai 120 kg metro quadro, per dare un termine tanto così chiaro che ho in mente in sostanza. Per quanto riguarda il discorso della pratica, naturalmente sì, nel senso che ci deve essere un intervento da parte di verifica, ok? Naturalmente noi non possiamo da qui poter supportare il progettista sull'aspetto di quali integrazioni devono essere fatte sulla struttura. Noi ragioniamo dall'imperializzazione in su per quanto riguarda quel tipo di gestione. La struttura deve essere naturalmente idonea per portare questo tipo di peso, sostanzialmente. In questo senso magari si parla prevalentemente per strutture più anzianotte che possono essere convertite in tal senso, ragioniamo con tetti estensivi, quindi con una ridotta manutenzione e con la possibilità di non caricare eccessivamente le strutture. Parlavamo appunto di un 130, 120 del sotterraneo in condizioni limite e con una decina di chili in più per quanto riguarda il resto, qui la parte di vegetazione che saranno appunto 4 kg, insomma 4 kg in più, 5 kg, 130 kg, tanto per dare un riferimento limite. Naturalmente il terreno asciutto potrebbe essere attorno agli 80, non 120 insomma. Quindi una precisazione, bisogna sempre fare una verifica strutturale della copertura? Di fronte a una variazione d'uso della copertura, sì. Perfetto, perfetto. Rientra un cambio di destinazione, diciamo così, della copertura stessa. Certo, allora diciamo che bisogna ovviamente, questa domanda che ti sto per fare adesso, sì, necessita comunque di una verifica sulla struttura, però ci chiedono se volessi intervenire su una copertura piana esistente e di recente realizzazione, quindi già possiamo farci comunque un'idea della tipologia, ma senza intervenire sulla parte strutturale, quanti centimetri di verde posso prevedere? Dovremmo soltanto vedere qual è nella relazione tecnica di quella copertura, che se è recente vuol dire magari, non so, dal 2007, negli ultimi 15 anni per intenderci, quindi rientra già in una normativa sismica e quindi vedi già subito quali sono i dati di progetto che uno può portare con sé sostanzialmente. Chiaramente una copertura recente ha già degli obblighi, cioè se facciamo riferimento agli anni 60 parliamo di coperture che nascono e poi vengono progettate con 120-130 kg, ok? Quindi siamo su quel limite che si diceva prima. Oggi abbiamo calcoli statici differenti, calcoli dinamici differenti, quindi come obbligo di legge, e questo ci permette di essere, di poter offrire ovviamente delle risposte maggiori. Ripeto, sotto i 300 kg riusciamo a offrire un tetto verde, un giardino classico, insomma, quindi una soluzione assolutamente disponibile per un prato o dei piccoli, con delle piccole soluzioni floreali in sostanza.
Scusa, ripetimi un attimo perché un'altra domanda che è arrivata rifaceva proprio riferimento a quanto occupa tutto il pacchetto che hai mostrato. Tu hai mostrato diverse stratigrafie, ci chiedono quanto misura il pacchetto e qual è l'altezza minima eventualmente di questo pacchetto. Allora, il pacchetto si divide in diverse parti e quindi la domanda non è nella condizione minima, ok? Quindi partendo dal discorso di fare un tetto estensivo, quindi senza manutenzione, quindi attorno agli 8 cm di verde, terra più verde, fino ai 15 massimo, più la sezione drenaggio attorno ai 3-4 cm, più la parte di coibentazione, diciamo 5, 6, 8 cm, 10, ok? In quel caso lì il range su cui stiamo operando in questo senso è di una sezione che complessivamente viaggia tra i 20, dai 20 ai 30 cm in condizioni, diciamo così, di impostazione. Okay? Dove c'è la variabilità di una piccola variazione sul terreno o di una variazione sul coibente, a seconda di quelle che sono le prestazioni che uno vuole raggiungere nella sua copertura. Dai 20 ai 30. Cominciamo a ragionare chiaramente con la maggior parte delle soluzioni minime. Ok, visto che stiamo parlando di stratigrafie, ci chiedono anche nel caso di qual è la stratigrafia nel caso di posa senza isolante. Il riferimento è agli interrati non riscaldati, per esempio anche i garage. Ok, allora in quel caso lì, se togliamo il coibente perché non è richiesto, parliamo di uno spessore complessivo che comincia dai 12-15 cm fino ad arrivare a quello che serve, perché naturalmente in quel contesto è probabile parlare di un giardino, quindi un verde. Io suggerirei almeno 20 cm di terra in quel contesto per dare il giusto, diciamo così, equilibrio alla pedonabilità del sistema. Quindi partirei da un 25 cm di spessore complessivo per dare la pedonabilità al sistema. Al minimo, ok, 12-13 cm. Ok, scusami, perfetto. Allora, torniamo un attimino sugli interventi sull'esistente, visto che eravamo partiti lì con le domande. Ci chiedono come si può gestire un intervento per realizzare un manto verde in presenza di travi estradossate al di sopra di una copertura piana. Le vecchie guaine bituminose per la copertura possono essere mantenute come impermeabilizzante per il completamento con un manto verde? Allora, cioè, se vogliamo affidare una tecnologia Travi in nuova, estradosso sulla sì, sì, copertura, sì, già sì, mi no, pare di ok, capire già ok. coperte da una Allora, guaina. diciamo così, di base, se dobbiamo fare oppure no, bisogna interagire col progettista e capire molte delle esigenze. Nell'ipotesi che si voglia coibentare, okay, possiamo ragionare nel capire se vogliamo mantenere le travi stradossate oppure no, se hanno un valore architettonico oppure se è soltanto una scelta funzionale di quella copertura. Quindi se è necessario intanto livellare il sistema, okay, o se comunque il tetto verde sarà posto tra le travi, in questo senso. Quindi bisogna capire qual è la scelta architettonica che uno vuole. In quel senso lì, se noi utilizziamo del poliuretano, l'impermeabilizzazione è sopra la coibentazione e in questo senso possiamo riutilizzare la vecchia impermeabilizzazione come, diciamo così, barriera al vapore, ok? E non rischiando diciamo così, di ledere o di fare il brutto passo falso di utilizzare una vecchia impermeabilizzazione che magari non ti dia le giuste garanzie per il tempo, naturalmente. Quindi potremmo utilizzarla A come soluzione di impermeabilizzazione di sicurezza, B come impermeabilizzazione come barriera a vapore e quindi offrire un altro strato impermeabile sopra per come reale impermeabilizzazione di utilizzo in sostanza.
Certo, certo. Ascolta, a proposito di isolante, ci chiedono due domande che hanno a che fare con questo aspetto. Ci chiedono se è possibile usare isolanti non sintetici e da un altro lato ci chiedono se esistono soluzioni per la realizzazione di un tetto verde 100% ecologiche, quindi riciclabili e ecocompatibili. Allora, per quanto riguarda la nostra proposta è con l'uso di materiali sintetici, questo per ridurre al minimo gli spessori. Naturalmente la norma è molto aperta, è aperta ad altre soluzioni che utilizzano non materiali plastici, ma anche elementi naturali che producono un certo tipo di effetto, ma gli spessori in gioco sono completamente diversi, sia come efficienza della coibentazione, che invece di essere 10 diventa come spessore 20-25, okay? Sia come spessori per ottenere i drenaggi e gli accumuli che diventano comunque importanti, non più 2-3 cm, ma bensì non so, 10-12 cm minimo per la gestione tramite ghiaia o altre soluzioni, e i pesi comunque crescono, insomma. Quindi stiamo parlando di scelte fatte dal mio gruppo, dal Tegola Canadese in particolare, per ottimizzare molti aspetti, ricordando che la presenza di quei coibenti è minima rispetto al sistema, quindi diciamo così è proprio per quando si parla di aspetti ecologici in questo senso, in quell'ambito stiamo parlando di poca cosa rispetto al sistema o rispetto all'insieme. Insomma. In fondo parliamo di materiali che hanno un peso a metro cubo attorno ai 35 kg, quindi quando parliamo di 5 cm di un coibente di alta prestazione parliamo di un peso che è attorno ai 2 kg a metro quadro. Okay, quando l'intero sistema si parlava appunto di senza il solaio, che comunque sono quei 300 kg a metro quadro, di altri 120-300 kg di terreno e quant'altro. Quindi la proporzione è veramente minima rispetto, stiamo parlando dell'1% di materiali sintetici. Ci chiedono, sempre in merito all'isolante, che resistenza a compressione deve avere. Allora, naturalmente quella sufficiente per resistere ai carichi presenti, nel nostro caso comunque utilizziamo coibenti che hanno prestazioni di 150 kPa, quindi a metro quadro, quindi 15 tonnellate, okay, di resistenza, quindi almeno quello, quando parliamo di XPS andiamo ai 300 kPa in su, quindi quantità enormi, non hanno... potremmo tenere sopra tranquillamente il terreno per un bosco, per intenderci, tanto per dare un termine di riferimento, quindi con un paio di metri di terra senza neanche porci il problema. Ok, allora, veniamo a... Beh, questa domanda te la faccio subito, poi passiamo alla parte di dettaglio, che anche lì sono arrivate molte domande. Allora, possono essere considerati questi ovviamente di impianto di un tetto verde, interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche? Mi riferisco ovviamente se possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'ecobonus. Sì, nel senso che sono proprio perché l'uso del coibente all'interno di questa struttura, diciamo così, questo sistema, danno tutto quell'accesso a quello spazio. Ci sono delle trasmittanze termiche che vengono calcolate proprio per agevolare il professionista ad accedere a tutta a quella sezione, in sostanza, a quella parte di vantaggi. Perfetto, allora vado un attimo alla parte di dettaglio perché lì sono arrivate alcune domande che hanno a che fare con... allora, partiamo da queste della pendenza. In un lastrico solare esistente bisogna rimodulare le pendenze al fine di garantire un corretto deflusso o l'irrigazione risulta indipendente dallo scorrimento del sottostante apporto idrico?
Diciamo E che come devo trattare il supporto? Intanto allarghiamola anche a questo allora, tipo di... l'acqua in più, se non rimane, ok, è sempre un elemento, diciamo così, giusto per garantire l'impermeabilità di un sistema. Quindi la pendenza è alla base di questo discorso. Ovviamente se permane dell'acqua sotto gli elementi di accumulo nello spazio, adesso torno un attimo con la presentazione per capirci meglio come indicazione di concetto, no? No. Beh. Se noi prendiamo una sezione tipo questa, ok? Allora, no, facciamo questa così più chiara nella su... Allora, così diventa cosa. Allora, l'impermeabilizzazione in questo caso è sul livello 6, ok? Quindi, diciamo così, da qui in poi, qui sotto non ho acqua. Se ho dei fenomeni di vasca all'interno del sistema, si pone dentro questo spazio. Okay. Questo spazio ovviamente è rappresentato nella nostra tipologia, in questa tecnologia, da questo spazio, fondamentalmente, dove all'interno di questi bicchierini che voi vedete nella membrana dell'alta densità c'è l'accumulo idrico necessario per fare sopravvivere la vegetazione che tramite un aspetto capillare e di evaporazione naturale mantiene umida la terra e la vegetazione in questo senso sopravvive in modo appropriato. Sotto l'eventuale contropendenza, l'eventuale non pendenza permane lì ovviamente, quindi diciamo così non dà sicuramente un'indicazione di salubrità dell'insieme, però diciamo così è assolutamente tollerabile a livello batterico perché il terreno fa da schermo per chi vive quel tetto. Quindi a livello pratico non è cosa da fare, ma se c'è non succede nulla di che in sostanza. Dal punto di vista di permeabilizzazione nessun problema, potrebbe esserci qualche problematica a livello batterico, però siamo comunque in una condizione di ossigenazione ridotta e quindi sì, forse anche no, insomma, magari ci sono, se uno fa un sondaggio troverà un ambiente maleodorante, ma poco di più in sostanza. Allora, ok. Allora, se puoi farci vedere come viene gestito lo scarico, hai accennato prima a qualche dettaglio, però se puoi farlo rivedere, lo scarico delle acque meteoriche e poi ci facevano un riferimento sempre alla stratigrafia di dettaglio che avevamo visto prima sul profilo Vivo Roof di che materiale è fatto. Ok, scusi, sì, i profili sono totalmente in acciaio inox, cioè noi usiamo soltanto accessori acciaio inox per evitare qualunque tipologia di degrado nel tempo. Questa è una scelta, diciamo così, sicuramente un onere a livello economico, ma ci garantisce nel lungo periodo. Per quanto riguarda l'aspetto della gestione delle acque, naturalmente è una gestione che deve essere eseguita come impermeabilizzazione, quindi con i giusti criteri per raccordarsi ai vari bocchettoni, che siano verticali, che siano dei messicani orizzontali, che siano, questi, diciamo così, tramite un adeguato contenimento del terreno, da un lato. Noi dobbiamo immaginare questo come una situazione perimetrale dove la pendenza della copertura che va da qui, dalla sinistra verso la destra, minima, ma c'è, e porta l'acqua a scorrere lungo questo bordo e tramite l'uso e la presenza di vialetti, okay, riesce a meglio permeare in senso orizzontale, quindi in questo senso. Nel caso specifico, la presenza poi di bocchetti, pozzetti spezionabili, noi usiamo una dimensione di 20x20 mediamente, che hanno il coperchio sempre una gratina acciaio inox che permette appunto l'accesso e la visibilità dello spazio del pozzetto in sostanza. Ci chiedono se con questo tipo di stratigrafia qua che stai facendo vedere di dettaglio si deve comunque creare una sorta di pendenza. In genere si fa la pendenza naturalmente perché va verso i bocchettoni, quindi è il modo in cui si fanno le coperture.
I solai orizzontali in genere vengono previsti con una pendenza. Adesso l'ultima normativa limita all'1%, fino a qualche anno fa facevamo l'1,5-2% come base, però diciamo così, di suo un tetto piano è un tetto che ha una sua pendenza fondamentalmente. Poi possiamo anche ragionare creando delle pendenze con il coevente, quindi possiamo anche giocare quella carta volendo, se sono necessarie in sostanza. Oppure si fa semplicemente una rasatura, un getto, un livellante prima di intervenire, insomma, se ci sono dei dubbi o delle problematiche sì, diciamo così, di accumulo. Ok, allora ancora un paio di domande, poi passiamo, te la dico già, la domanda annosa che c'è tutte le volte, c'è anche questa volta, quella dei costi ovviamente, quindi ti lascio preparare la risposta per dopo, però ti chiedo anche queste, ancora un paio di questioni. Ci chiedono, in riferimento prima quando avevi parlato dei vantaggi del tetto verde a protezione anche del manto impermeabile, ci chiedono se questa protezione offerta dal terreno, quindi da tutto il pacchetto soprastante, in qualche modo è in grado di evitare il fatto di proteggere la guaina con materiali superficiali che molto spesso sono inquinanti. Oggi ho notato che c'è, vuoi per il tema, molte persone che sono attente a questo aspetto, dell'ecologicità, della naturalità dei materiali, quindi ci stanno un po' chiedendo questo fondamentalmente. Adotto una soluzione naturale, quanto mi posso spingere nel dire che è una soluzione ecologica? Un po' le riassumo sotto questo cappello qua. Allora, cioè, non voglio difendermi, nel senso non voglio difendere questa tecnologia a spada tratta rispetto all'ecologicità della stessa, ma stiamo parlando di come, per quanto riguarda proprio il rapporto dell'uso di elementi sintetici presenti in questa tecnologia, eh, stiamo parlando di pochi chili rispetto a una quantità molto importante, insomma. Quindi, diciamo così, stiamo parlando di piccole quantità ed è come, non so, che utilizziamo una suola in gomma rispetto a una in legno o in cuoio in sostanza. Detto ciò, parlando di scarpe, soltanto perché mi sono visto le scarpe e ho pensato a quella sostanzialmente. Però detto ciò, quindi stiamo parlando di una percentuale di presenza per quanto riguarda l'aspetto invece dell'uso di materiali naturali di tipo ecologico come alternativa per dare determinata impermeabilizzazione, io adesso lì mi fermo perché non è nella nostra conoscenza di tegola canadese, nel senso che posso fare una ricerca, posso sicuramente valutare delle soluzioni, però in genere per quanto riguarda l'aspetto dell'uso di materiali che diano un antiradice, devono essere in qualche modo certificati per essere utilizzati correttamente all'interno di questa sezione, o almeno questo è quello che viene chiesto a livello di normativa. Quindi a livello pratico dovrebbe esserci un know-how in quell'ambito che permette l'utilizzo di N strati naturali che siano certificati, che diano quel tipo di beneficio in quel tipo di contesto. Adesso io non ne ho mai sentito parlare, però questo non vuol dire che non ci siano. In questo momento posso sicuramente fare una ricerca, Certo. ma in questo momento non credo. Allora, una domanda che era arrivata all'inizio, domanda molto, molto generica. Noi abbiamo parlato, o comunque abbiamo fatto molto riferimento ad aree urbane e parlato di edifici in quel contesto. Ci chiedono però, la domanda dicevo, molto, molto generica e molto breve. Coperture verdi su edifici industriali, ci chiedono, quindi non so capire, io l'allargo un po', la interpreto un po'. Ci chiedono, secondo me, se ne avete realizzati, se si vedono, se si fanno coperture verdi su edifici industriali e in qualche modo se è comunque una tecnologia che conviene anche in quel tipo di contesto. Allora, sarebbe ambibile averli, perché chiaramente vuol dire sfruttare al massimo questa tecnologia. Okay? In questo contesto, ovviamente, stiamo parlando di edifici industriali, quindi grandi campate, grandi superfici, ridotte portate, quindi capacità di portare
peso, ma anche ridotti, secondo me, intenzioni di... cioè, l'obiettivo è quello di avere elementi che abbiano una ridotta manutenzione. Ad oggi è capitato soltanto un paio di volte di eseguire dei preventivi in questo tipo di ambito e sono comunque una nuova chiave importante del mercato, non sono da trascurare come azione. In questo senso direi che dobbiamo orientarci su un peso a metro quadro attorno ai 130 kg come base, per poter eseguire tutto e utilizzare soluzioni di qualità che diano delle affidabilità nel tempo, quindi magari anche vegetazione eseguita come prealveo in rotolo, okay, che diano una sicurezza nel loro attecchimento immediato, che diano una diciamo così, una ridotta manutenzione immediata, come il fatto stesso di intervenire nei momenti giusti della stagione. Quindi anche lavorare, valutare anche questo aspetto, perché chiaramente se io faccio un intervento in una condizione di normale siccità che c'è sempre, con una piantina nuova, la faccio soffrire immediatamente, mentre se lavoro in una fase iniziale della primavera oppure in una fase autunnale ho una maggior risposta e una maggior... quindi dove c'è tanta superficie, c'è tanta... l'intervento è, diciamo così, di un livello diverso, ovviamente la scelta è da soppesare bilanciando tanti piccoli parametri e devono essere fatti proprio tramite quell'azione step by step che viene fatta con il rapporto con il progettista. Allora, due domande sono ancora importanti prima di passare a quella annosa. Allora, ci chiedono quali sono i sistemi di raccordo per gli elementi di linea vita. Come nelle coperture piane normali, si va a intercettare la struttura portante e l'unica cosa è magari si va a gestire l'aspetto delle radici, quindi ci deve essere una difesa dei pali che vanno predisposti, okay, al fine, diciamo così, di evitare il veicolo, cioè il rischio di infiltrazione delle radici proprio in quei punti fondamentalmente. È una domanda corretta perché tutti i parametri di una copertura devono essere attentamente valutati, quindi non è da trascurare solo perché ci sono 10 paletti che vengono messi su una copertura magari anche importante, ma magari sono quelli che poi ti creano il problema in sostanza. Ok, prima abbiamo chiesto su edifici industriali, adesso ci chiedono coperture verdi in area vincolata paesaggisticamente. Io so soltanto che, nel senso che quello che sento sempre più presente nelle varie diciamo così, province, amministrazioni comunali, è quello proprio di agevolare questo tipo di tecnologia in quel tipo di ambito. Quindi lì vedo soltanto agevolazioni, onestamente, piuttosto che ostacoli. Certo, certo. Allora, poi hai avuto tempo? Sì, no, scusami, chiudi pure con questa risposta, scusami, ti ho rubato il tempo. Volevo soltanto dire che chiaramente poi bisogna valutare se ci sono magari dei limiti architettonici particolari, nel senso che se stiamo parlando di una realtà dove i tetti verdi non li hanno mai visti, non sanno cosa sia, nel senso come storia, e c'è un'amministrazione che pone dei limiti, lì ovviamente è un problema assolutamente locale, deve essere verificato in sostanza. Perfetto. Stavo dicendo, adesso hai avuto il tempo di prepararti alla risposta a cui ti ho accennato prima, costi di massima al metro quadro.
Ho dei bellissimi, dei bravissimi colleghi che possono rispondere a questa risposta. La cosa che accennavo prima è che noi lavoriamo sul progetto, quindi tendenzialmente partiamo prima del progetto, facciamo un'analisi approfondita del sistema e valutiamo la risposta in ragione di quel sistema lì, fondamentalmente. Quindi non ho un prezzo da dare così, sarebbe un prezzo che fuorvierebbe comunque la risposta, insomma. Beh, rientra un po' in quella logica dello step by step a cui era una delle prime Si slide, accennava. quindi la cura proprio del dettaglio e quindi il fatto di dover analizzare fondamentalmente la situazione. Quindi invito i professionisti che hanno fatto una domanda di questo tipo qua, se hanno già La- l'esigenza di valutare una soluzione come questa, di mettersi in contatto o direttamente con Stefano, Stefano Corva, oppure con uno dei referenti di area che vedete qua nell'ultima slide. Allora, come La cosa sempre, che vorrei solo sì, dire, scusami Marco, è in questo senso è importante confrontare l'offerta eventualmente, nel senso che è importante capire che cosa viene realmente offerto in un numero, cioè molto spesso si tende a ridurre all'ultima riga di un preventivo la validità di un'offerta quando in realtà c'è tutto un processo logico precedente che deve essere soppesato in sostanza. certo, certo, peraltro stanno arrivando effettivamente anche considerazioni in tal senso che sono molte le variabili in gioco che poi vanno a definire un pochino il tutto. Allora, come sempre stanno arrivando il momento dei complimenti, dei ringraziamenti. Io dico sempre che arriva poi al termine di un webinar anche questo momento, no? Ci sono le domande e poi le domande si trasformano in complimenti e ringraziamenti. Io di solito in qualità di moderatore capisco sempre che è il momento di arrivare a chiusura. Quindi Stefano, questo momento anche oggi è arrivato, peraltro è già un'ora e mezza che stiamo tenendo banco con questa argomentazione, quindi direi che le informazioni che mi rimangono da dare sono, come molti ci hanno chiesto, la presentazione e la slide, se le riceveranno, sì, le riceveranno via posta elettronica, le riceverete via posta elettronica tra qualche ora, le abbiamo già messe in spedizione, quindi tra credo un paio d'ore le riceverete via posta elettronica per poterle consultare poi con calma e avere anche questi riferimenti sotto mano per ogni necessità. Io vi do intanto un ulteriore accenno che è il prossimo appuntamento con Tegola Canadese, che è venerdì 22 maggio, sì, lo stavo controllando sul calendario, in cui andremo ad affrontare un'altra tematica che era sorta già nei primi due appuntamenti dedicati al tetto ventilato, che è la tegola fotovoltaica, quindi il fatto di avere il fotovoltaico integrato. Quello era un tema che aveva suscitato molte domande e molte richieste. Grazie a Tegola Canadese abbiamo pensato di farne un ulteriore approfondimento, quindi venerdì 22 maggio, ve lo dico già, ma vi arriveranno poi successivamente gli inviti, ci ritroviamo qua per parlare di quel mondo e di quell'aspetto. Invece, al di là di Tegola e di Stefano, che saluto e ringrazio, con chi avesse piacere e volontà di continuare a seguirci, noi anche settimana prossima ci vediamo. Io sarò impegnato nei primi giorni della settimana, sto vedendo a calendario, quindi ci vediamo direttamente con me lunedì, martedì e mercoledì, ma se andate sul nostro canale Eventbrite trovate un po' tutto, ma abbiamo un programma molto esteso che occuperà comunque tutta la settimana, quindi da lunedì a venerdì avrete di che formarvi. Tra l'altro sto vedendo gli argomenti sono molto disparati, quindi potete andare sul nostro canale Eventbrite e andare ad informarvi. Grazie ancora Stefano, non so se vuoi salutare e ringraziare tutti. Ringrazio anch'io tutti quanti per la partecipazione e speriamo che sia l'opportunità per creare due nuovi contatti e dei nuovi rapporti di collaborazione. Perfetto, grazie mille, a presto, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.